La conclusione della Prima Guerra Mondiale, il 4 novembre 1918, portò a compimento l'unificazione d'Italia, nell'ultimo atto del Risorgimento, che quest'anno abbiamo celebrato nel 150° anniversario della proclamazione dell'Unità Nazionale. Domenica 6 novembre ad Este, la festa delle Forze Armate è stata caratterizzata dalla Santa Messa in suffragio dei caduti di tutte le guerre in Duomo, a cui è seguito il corteo accompagnato dalla banda di Lozzo Testino e la cerimonia dell'alzabandiera in Piazza Maggiore. Il corteo si è poi diretto in piazzale 4 novembre per l'omaggio alla lapide dei caduti, dove il sindaco di Este, Giancarlo Piva, ha esposto il discorso commemorativo ricordando il doloroso tributo di sangue nei luoghi dove sono chiamate le forze armate nelle missioni di pace. A Casale di Scodosia la cerimonia, preceduta dalla deposizione della corona al monumento in piazza Matteotti e dalla Santa Messa, si è svolta in Sala San Giorgio, dove le classi quinte della scuola primaria Marconi, attraverso letture, riflessioni e conversazioni guidate, hanno avuto come obiettivo la sensibilizzazione al concetto di patria e di identità nazionale. Il sindaco Renato Modenese ha ricordato poi il sottotenente Onorio De Luca, in occasione del 50° anniversario dell'eccidio di Kindu. Alunni, insegnanti e famiglie hanno avuto modo così di ricordare coloro i quali hanno pagato con la vita il proprio impegno per la patria, per la libertà, per l'edificazione di uno Stato democratico, per la pace tra i popoli.